Amici, siamo oggi qui per il TGIM, siamo a Marina Piccola, fulcro nevralgico di tanti sport, nuoto, bicicletta, vela. Siamo qui con Andrea Zuddas di Nuoto Mare Sardegna. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Siamo un'associazione nata da appassionati del mare, fondamentalmente gente che ha proprio la passione del nuoto in acque libere, non più in piscina, perché molti provengono anche dal nuoto in piscina, quindi agonismo, gente come me che ha giocato a pallanuoto e fatto anche gare di nuoto, e nasce proprio per questa passione per il mare, no? Questa è la terza edizione della nuotata dell'Epifania, sono arrivate tante persone nonostante il tempo, comunque la temperatura non sia elevata. Sì, è vero, perché poi tra l'altro l'input è stato dato dall'Associazione del Nuoto Mare Sardegna, però alla fine sono arrivati un po' dalla provincia e anche qualcuno da Alghero, ho visto, nuotatori che normalmente fanno le gare in mare, che non fanno parte dell'associazione, però hanno questo piacere di condividere questa giornata di nuoto ghiacciato. Nuoto ghiacciato per l'Epifania, quella simpatica, poi dopo ci si dà gli auguri, è una nuotata libera, fondamentalmente si fanno 2500 metri circa, si parte da qui, da questo molo che c'è qui alle mie spalle, dal molo da questi moletti, si arriva più o meno chi al Lido, chi all'Emerson, che è un po' più avanti. Per un totale di quanti chilometri? 2,5 circa, 2,5 km, che noi diciamo che è il minimo sindacale quando finiamo qui a nuotare, perché noi generalmente quando usciamo facciamo anche 3-4 km, dipende, insomma. La manifestazione più importante a cui noi partecipiamo come associati è la Sagra di Sant'Efisio. Infatti volevo chiederti, voi siete molto famosi per questa manifestazione. Famosi, insomma, però sicuramente è il quarto anno che l'abbiamo fatta qui nel 2016, pian piano ci siamo evoluti sia come supporto in mare, quindi con la barca d'appoggio, con più persone, perché prima è una nuotata a staffetta, si parte dalla spiaggia di Sant'Elia e si arriva a Nora. E questa la facciamo per un totale di chilometri, anche questa? Circa 28-30 km, però la facciamo a staffetta, quindi ci alterniamo alla nuotata, uno è libero di fare quello che vuole, può fare anche 30 km se ne ha voglia, nelle capacità. Praticamente lo facciamo il 3 di maggio, perché è il giorno in cui c'è il martirio, il giorno del martirio di Sant'Efisio sulla spiaggia di Nora, per cui noi arriviamo lì, in spiaggia con una corona di fiori che portiamo a Sant'Efisio, lì ci aspetta il santo con tutta la gente, con il prete che ci benedice, con tutta i padri guardiani di Sant'Efisio, eccetera, eccetera, e ha avuto un successo questa cosa qui, perché tutti quanti vengono a vedere che sono questi pazzi che arrivano da Cagliari a nuoto, e ci chiamano i miliziani del mare, siamo noi, insomma, praticamente, ed è una cosa meravigliosa, perché è molto emozionante. Tu immagina avere 300-400 persone che ti aspettano sulla spiaggia, che ti applaudono, cioè una bella cosa. Però voi uscite anche dai confini regionali? Sì, per esempio il nostro presidente Luigi Pintus, insieme a un altro associato, Maurizio Azzori, 2 anni fa sono andati in Portogallo a fare una gara, la Ocean Man, che è una gara di 6 km e rotti, un po' dura anche, tra l'altro, perché è una gara comunque nell'oceano, molto, molto bella. E poi quest'anno abbiamo fatto con un gruppo del Nuoto Mare Sardegna e anche non del Nuoto Mare Sardegna, con un gruppo di amici, siamo andati a fare la Coppa Byron, che è una delle gare più famose d'Italia, che è la traversata del Golfo di La Spezia. Si parte da Porto Venere e si arriva a Lerici. Lerici sono circa 7,6 km. Da coprire, io personalmente l'ho coperta in poco meno di 2 ore, 1 ora e 45 minuti, 50 minuti, qualcosa del genere. Comunque bella, una bellissima, sono delle prove, sono dei cimenti per noi, perché insomma alla nostra età fare 7 km in mare è una bella cosa, insomma. Va bene, salutiamo Andrea Zuddas, salutiamo Nuoto Mare Sardegna, per il TGIM è tutto. Grazie a voi, arrivederci. Ciao.